A San Stino di Livenza proseguono senza sosta le ricerche del corpo della professoressa Chiara Guerra, 53enne, uccisa a coltellate dal nipote 17enne che ha confessato l'omicidio. Una vicenda che da giorni tiene impegnate le forze dell'ordine e i vigili del fuoco in un'attività di perlustrazione continua lungo l'area interessata. Anche nelle scorse ore è stato predisposto un dispositivo rafforzato dei vigili del fuoco con il reparto SAF impegnato insieme ai gommoni, sommozzatori e droni. In volo anche l'elicottero Drago, che sta seguendo il corso d'acqua fino alla foce, estendendo il monitoraggio verso il mare Adriatico. Le operazioni si concentrano in particolare sul canale Malgher, indicato dal 17enne come il punto in cui avrebbe gettato il corpo della zia e l'arma del delitto. A distanza di diversi giorni dai fatti, resta però concreta la possibilità che la corrente abbia spostato il corpo anche a chilometri di distanza dal punto indicato, rendendo lo scenario di ricerca ancora più ampio e complesso. Per questo il campo di intervento è stato ulteriormente esteso con controlli che riguardano non solo l'alveo del canale ma anche gli argini, dove vegetazione fitta, tronchi e detriti trasportati dall'acqua rendono le operazioni particolarmente difficoltose. Le squadre stanno lavorando su più fronti, passando al settaccio ogni tratto accessibile, in una ricerca che resta aperta e in continuo aggiornamento.